Bentornati ad Ore 7, ora parliamo di un comparto che sta soffrendo tantissimo in questo ultimo anno e mezzo, parliamo del comparto del wedding e ne parliamo con un ospite via Skype, Stefania Vismara di Insieme per il Wedding. Buongiorno Stefania. Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio che ci dedicate. Io partirei dal Buongiorno. Corriere della Sera perché, perché ne parla? Parlano intanto i ristoratori che a Milano protestano, anzi gli chef dicono buttiamo i menù, caro governo, dove sono i ristori, e poi si parla anche delle feste di nozze perché una data per il via libera ancora non c'è, perché gli scienziati ritengono ancora troppo pericoloso quel mix tra ristorazione e ballo che sono le feste di nozze. Scrive così il Corriere della Sera. Voi lottate da un anno e mezzo, ad oggi com'è la situazione? Perché so che avete incontrato anche il ministro Gelmini e diverse forze politiche. Dovrebbe essere la settimana decisiva. Sì, esattamente, noi sono 14 mesi che non fatturiamo e siamo completamente bloccati. Sicuramente la nostra associazione Insieme per il Wedding sta lottando moltissimo, abbiamo fatto diverse discese in piazza da febbraio, poi il 26 marzo, il 26 aprile e poi adesso anche il 6 maggio. Insieme a questa discesa in piazza finalmente siamo stati ascoltati da tutte le forze politiche, nel senso che siamo stati ricevuti sia al Senato che in Parlamento, e abbiamo parlato, incontrato tutti i gruppi politici, in quanto la nostra associazione è apartitica e apolitica. In particolare ovviamente sia la Gelmini, che è stata effettivamente, si è dimostrata molto sensibile al nostro incontro, in quanto gli è stato spiegato che siamo veramente in enorme difficoltà e che non possiamo in alcun modo posticipare ulteriormente questa data, e anche Sileri. E ci hanno garantito entrambi che se diciamo, il trend più che dei contagi, proprio dei vaccinati delle eventuali terapie intensive continua così come sta continuando, fortunatamente ci garantiscono entrambi che entro questa settimana ci verrà data la data. Quale sia di preciso, noi abbiamo assolutamente battuto sia appunto per avere una data certa immediatamente, sia perché questa fosse il 1° di giugno. Purtroppo questo non ci è stato garantito del tutto, quindi siamo in attesa. Io confido che appunto al massimo sia il 10 di giugno. Evidentemente dobbiamo aspettare questa settimana. Io, oltre a questo, poi la nostra associazione porterà avanti tutto quello che sono, insomma, gli adeguati risarcimenti che purtroppo il nostro comparto deve avere, e diversi altri punti che sono sostanziali per il rilancio di questo comparto, che era un rilancio assolutamente sano prima della pandemia e che adesso è in enorme difficoltà. Io rappresento appunto, come dicevi tu prima, c'erano gli chef in piazza. Per quale motivo? Proprio perché questo tipo di situazione sta penalizzando enormemente tutti i catering, per esempio, che sono capitanati anche da chef di altissimo livello. Perché? Perché in questo momento ci si può sposare, non è che non ci si possa sposare, ma non si può andare a fare il pranzo in abito da sposa, il che è paradossale, onestamente. Quindi vengono penalizzati in maniera drammatica tutte le dimore storiche, i catering, anche noi come produttori. La mia azienda produce abiti da cerimonia maschile da 30 anni, cioè tutto il mondo del wedding sano e anche attento alle regole, ok? Anche attento, attentissimo alle regole, viene penalizzato, mentre si dà vita a cerimonie clandestine senza alcuna regola, e sicuramente con situazioni ad altissimo rischio.
Quindi ci auguriamo che la Gelmini, Sileri e tutti i gruppi politici che abbiamo incontrato il 6 maggio abbiano capito finalmente che bisogna dare vita a delle cerimonie con dei protocolli sani. C'è il protocollo delle regioni presentato il 28 aprile, sottoscritto da tutti i presidenti delle regioni, che noi come Associazione Insieme per il Wedding sicuramente sottoscriviamo, e anche tutte le spose. Noi rappresentiamo più di 5.000 coppie proprio come associazione, anche loro sottoscrivono questo protocollo, che è un protocollo effettivamente giusto e legittimo. Anche perché Spero stanno di essere vivendo stata le... esaustiva. Dimmi. No, dico, le coppie stanno vivendo momenti di ansia, cioè che dovrebbe essere una festa, grande felicità, ancora non sanno. Tu adesso mi dicevi 1 giugno, ma è probabile la partenza il 10 giugno, senza contare poi che c'è la questione coprifuoco, la questione di capire un attimino anche come ci si deve organizzare in chiesa, tutti i protocolli, insomma, chi si è organizzato, chi ha una data. Io per esempio ho un parente che si dovrebbe sposare il 4 giugno, ma ancora non lo sa come organizzarsi, quindi è tutto davvero difficile, ancora più complicato, cioè si vive con grande tensione il giorno che dovrebbe essere il più bello Allora, della tua vita, ecco. bravissima, bravissima. Noi appunto come associazione siamo stati gli unici a dare vita anche e voce anche agli sposi, perché riteniamo parte lesa anche loro tantissimo. Infatti abbiamo alcune figure di spose, tra l'altro a cui diamo particolare voce, che sono tutte medici, anche pneumologi, e quindi proprio per far comprendere che non è che siamo in una situazione dove ce ne freghiamo di quello che può essere il problema pandemico. Assolutamente non è così, solo che non capiamo come è possibile, essendo noi una filiera formata da persone con alta professionalità, non ci venga dato, reso come legittimo un protocollo che ci consenta di condividere con i propri cari, i propri amici, la gioia di questi ragazzi, perché come ci insegna Goethe, la felicità è vera felicità solo quando viene condivisa. E questo sembra che il nostro governo non lo capisca, magari consente, con tutto il rispetto, tantissime altre cose. Io 2 giorni fa ero in aereo, ho percorso 2 ore in aereo in una capsule dove ho respirato l'aria di tutti quanti, nessuno mi ha fatto un tampone, nessuno, cioè nulla, neanche la misurazione della temperatura. Il che dico, forse c'è qualcosa che non funziona. Ricordiamo che il nostro comparto ha un indotto di 67 miliardi di euro, rappresenta 90.000 aziende, partite IVA, e 1 milione di lavoratori e lavoratrici, e l'83% di questi lavoratori sono donne. Allora Certo. parliamo tanto di difendere insomma, l'occupazione femminile e poi lasciamo morire un comparto che ne è l'emblema, e anche l'emblema di una professionalità sana. E se Certo. consideriamo che da gennaio si può andare in crociera 5.000 persone, cioè è sconvolgente che questo comparto non possa essere reso libero di condividere una gioia che è anche natalità. È sconvolgente, ecco, per me, Lo per noi capisco. è sconvolgente. Stefania, io ti ringrazio perché il nostro tempo è a Grazie, disposizione, è terminato, ma in settimana ci sentiamo e anzi quando ci sono novità ci devi avvisare subito, ok? In bocca al lupo, assolutamente. Grazie grazie. infinite e un abbraccio fortissimo a tutti. Grazie a Grazie. Stefania Vismara.